Ciao Torcida Napolitana! Questa sera abbiamo una notizia calda che agiterà il web. Mamma mia tifosi, nessuno se lo aspettava che arrivasse una notizia di mercato così bollente. Come sempre, non dimenticate di mettere mi piace a questo video e iscrivervi al nostro canale di notizie, perché oggi abbiamo una notizia che lascerà tutti ansiosi. Guardate questo, tifosi. Con la finestra di mercato che si avvicina e vari rumor che emergono, i tifosi napoletani aspettano sempre che la dirigenza rafforzi la nostra squadra con eccellenti giocatori. Mentre aspettiamo l'arrivo di Antonio Conte, che è praticamente confermato, la dirigenza del Napoli ora si concentra su quando sarà l'addio di Victor Osimhen. Finora non ci sono state offerte concrete per l'attaccante nigeriano, ma è poco probabile che rimanga nella squadra a causa del suo altissimo stipendio. Con la possibile partenza di Osimhen, la dirigenza del Napoli ha già puntato gli occhi su un sostituto che si adatti allo stile di gioco di Conte. Secondo i rapporti del giornale spagnolo Relevo, il Napoli è interessato a Jørgen Strand Larsen, attaccante di 24 anni del Celta Vigo. Larsen ha un contratto fino al 2028 e la sua clausola di rescissione supera i 50 milioni di euro. Tuttavia, il Celta sembra disposto a negoziare per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Larsen è conosciuto per la sua abilità nelle finalizzazioni e presenza fisica, caratteristiche che possono essere ben sfruttate nello schema tattico di Conte. Con forza e presenza aerea, può essere una risorsa nei calci piazzati e nei cross. La sua versatilità permette di giocare sia come centravanti che come attaccante più mobile, adattandosi alle varie formazioni tattiche. Inoltre, la partnership tra Larsen e altri talenti offensivi del Napoli come Kvaratskhelia e Matteo Politano potrebbe creare un fronte d'attacco dinamico e pericoloso. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate? Jørgen Strand Larsen sarebbe un buon acquisto per il Napoli? Lasciate la vostra opinione nei commenti, perché è molto importante per la nostra comunità di tifosi. E non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per ricevere i nostri video in anteprima. Alla prossima, e forza Napoli sempre!